Buongiorno! Finalmente direi. Dopo quasi 2 mesi. Dopo quasi 2 mesi. Riusciamo a prendere sul camper, tutto da casa, fatto il rogito, pianti, lacrime, abbracci, saluti, Sì. rimpianti, stanchezza, trasloco. Influenza in mezzo, febbre, tutto. Speriamo di aver concentrato tutto l'anno di problemi in questi 2 mesi. Abbiamo dato. Esatto. Adesso è quindi il tempo di partire. Ricominceremo ad uscire il weekend, finalmente ne avevamo un bisogno folle anche noi. Questo weekend sinceramente volevamo andare in montagna o in lago da qualche parte, ma la nostra zona, comprese le vette ampezzane, è bersagliata dalle Olimpiadi, quindi sì. c'è un bel po' di gente. In questi giorni è scesa parecchia neve in montagna, quindi sarà pieno di sciatori, viste anche le giornate, perché oggi è una giornata Super. stupenda. E quindi andremo verso il mare, che il mare in questa stagione qua, siamo a fine febbraio, è bellissimo, non c'è casino, speriamo. Teoria. Non c'è ressa di gente, ci si può rilassare tranquillamente. Oggi la giornata promette anche un leggero temporino, si sta da Dio. Quasi un'arietta quasi primaverile. Fatto la notte in libera su un semplicissimo parcheggio a metà strada da casa nostra verso dove andremo. Vi porteremo nella zona di Porto Tolle e Scardovari. Venite con noi in questo weekend di relax totale, che ogni tanto ci sta bene. Ci vediamo giù al mare. Che figata! Quello che cercavamo. Esatto, Cioè, alla fine è uno spiazzo, c'è sto ristorante qua, però l'hanno chiuso, quindi ci siamo messi comodità, tanto non c'è veramente nessuno, e da quel ponte poi parte tutta una camminata che prosegue in laguna. Oggi pomeriggio sole, relax, passeggiata. basta, mare, Bellissimo. perfetto. Qua intanto mi hanno già fregato il posto guida. Ciao Luke. Temperatura è una cosa pazzesca, ragazzi, e il bello di venire fuori stagione è proprio questo qua, quindi silenzio totale, meraviglioso. Dopo una vergognosa appisolata. Sì, dai, un riposino. Ci stava un'oretta, ci siamo proprio rilassati. È giunto il momento di andare a fare una passeggiata, vi spieghiamo dove siamo e facciamo vedere qualcosa. Vai! Non abbiamo ancora detto dove siamo, Micchi. Siamo nel pieno del Parco Regionale Veneto Delta del Po. Esattamente, più nello specifico siamo alla Sacca degli Scardovari e ho letto stamattina interessante aneddoto sul nome di questo posto. Sacca, con Sacca viene definita appunto l'insenatura che si è creata in laguna, mentre gli Scardovari erano i pescatori dell'epoca che pescavano appunto il pesce chiamato scardova, di cui le acque erano ricche in questa zona. Una marea di punti dove fermarsi col camper, infatti ci eravamo fermati poco più su ancora col camper vecchio, ti ricordi? Ce n'è una marea. Beh, venire... sono anche tutti molto belli. Sì, qui tutti. adesso fuori stagione, ovviamente. Esatto. Se no tanta gente, tante zanzare. Beh, più che altro da primavera in poi ci sono le zanzare grandi come Duke probabilmente, infatti quella volta era un po' più caldo, era forse ottobre, e sì, zanzare a pacchi, ovviamente siamo in laguna ed è normale. Adesso proseguiremo lungo questa strada e ci faremo una passeggiata in queste oasi di pace. Ma cosa fare in questa bellissima zona? Ce lo spiega Michela. Passeggiare.
Allora, in realtà ci sono parecchie attività da fare, sono tutte legate alla natura, quindi giri, escursioni in barca o in canoa. Se avete bicicletta o e-bike è un posto fantastico perché i percorsi sono tantissimi ed estesi, quindi riuscite a scoprire, vivere e vedere la laguna in una maniera molto più ampia. C'è il giardino botanico di Porto Calieri, se non sbaglio, poco più su. Si può fare bird watching, ci sono 300 specie di uccelli da poter vedere, fra cui i fenicotteri rosa che abbiamo visto l'altra volta, Miki, se ti ricordi. Sì, vi ricordo, bellissimi. Vi lasciamo magari in descrizione qualche informazione in più su in che periodo c'è più possibilità di vederli, che sono carinissimi, Sì. ce ne sono una marea. Tanti proprio. E se no, ragazzi, come noi ci si può ogni tanto anche concedere il lusso di non fare nulla, quindi di viverla in relax totale, fare una passeggiata e ascoltare sto silenzio che ogni tanto ci sta anche bene. Siamo quasi arrivati in camper, ragazzi, in piena golden hour, guardate che luce, bellissimo, Sì. ma che roba. Praticamente arrivati in camper, guardate che colori intorno, è una cosa pazzescamente bella. Sì. Sono 7 km in totale, semplicità, ma ci servivano un sacco. Dalla prossima uscita cominceremo di nuovo a esplorare un po' più nel vivo degli altri posti. Scusate per questo video relax, ma ogni tanto ci sta. Usciranno anche 2 video extra, uno sarà sulle spese che abbiamo sostenuto per il viaggio in Norvegia dell'anno scorso, dell'estate, quindi se state per programmare qualche viaggio, magari qualche info utile vi arriverà. E un altro video che faremo extra, ce l'avete chiesto, quindi lo facciamo volentieri, sarà su come organizziamo noi il viaggio estivo, e quindi visto che torneremo in Nord Europa anche quest'anno, Sì. ci sarà da divertirsi a programmare e visualizzare le tappe, l'itinerario e tutto quello che ci va. Signori, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!